Buongiorno, io sono Vez e bentornati in questo video di Economia Pop. Oggi, come avrete letto dal titolo, andiamo a parlare di Apple e in particolare delle sue policy, che sono più o meno le politiche, riguardo alcuni dei suoi prodotti. Questa azienda non ha bisogno di particolari introduzioni, sicuramente metà di voi mi staranno guardando da un dispositivo di loro creazione, quindi non ci dilunghiamo a riguardo. Per i pochissimi che mi seguissero da un altro pianeta che non ne hanno mai sentito parlare, riassumiamo brevemente. Apple è una delle aziende leader nel settore dell'informatica, in particolare nella telefonia. Ma veniamo al motivo del video. Come mai questi prodotti Apple sono così costosi? Solitamente quando un prodotto ha un costo maggiore rispetto alla media è perché ha una qualità molto elevata. Ad esempio, se comprate una TV potrete rendervi conto che i prezzi variano in base a quanto è grande, quindi quanti pollici ha, la qualità dell'impianto audio, le funzionalità della Smart TV, eccetera. Però per quanto riguarda la Apple non è così, o almeno non sempre. Prendiamo i telefoni perché sono il prodotto più familiare a tutti quanti. Premetto che non possiamo fare una comparazione oggettiva perché solo i telefoni Apple hanno il sistema iOS e Android invece è sui telefoni di un sacco di altre marche. Quindi il sistema operativo lo lasciamo da parte per il momento. Infatti per questo motivo ci sarebbero un sacco di cose che non possiamo paragonare perché le funzioni tra un sistema operativo e l'altro sono diverse. Ma non è affatto questo che giustifica la differenza di prezzo tra Apple e tutti i suoi competitor. Questa differenza si può notare nei vecchi modelli di telefoni perché anche dopo tanto tempo e dopo l'uscita di tanti altri modelli più aggiornati, questi continuano a costare tanto. Ma per quale motivo rispetto agli altri modelli c'è questa discrepanza? Il marketing. Il marketing è la risposta alla nostra domanda. Ci arriviamo. Come abbiamo detto a inizio video, fare un prezzo molto alto significherà far credere al consumatore di avere nelle mani un prodotto di qualità molto più elevata rispetto ai competitor. Nel momento in cui vado ad acquistare un telefono, se ne vedo uno che costa sensibilmente di più degli altri, sarò portato a pensare che sarà qualitativamente superiore agli altri. In realtà però questa è solo una nostra convinzione, non è effettivamente così. L'aspetto interessante è che se la differenza di prezzo fosse minima, faremmo il ragionamento esattamente opposto. Ma vediamo i due casi applicati per capire la portata del ragionamento. Se andiamo in un supermercato e vogliamo comprare della pasta, abbiamo la scelta tra marca 1 e marca 2. La prima costa 2 euro al chilo, la seconda 1,90 euro al chilo. In questo caso, dato che la differenza è minima, saremo più portati a pensare che comprando la marca 2 risparmiamo perché non c'è una differenza di qualità così grande. Non c'è nulla che mi spinga a pagare di più per la pasta della prima marca perché costa poco di più e per la nostra percezione non ha una qualità superiore rispetto alla marca 2. A questo punto ho nel mio carrello la pasta della marca 2, cambio corsia e mi accorgo che ci sono dei ventilatori e fa un sacco caldo, soprattutto in questo momento. Quindi che cosa farò? Andrò a vedere quali sono i prezzi dei ventilatori. Ne noto uno a 100 euro e uno a 20 euro. In questo momento alcuni di voi staranno pensando, io compro il secondo perché risparmio. In realtà però la maggior parte delle persone non pensa così. Quasi tutti, che vi sorprenda o no, penseranno che il primo ventilatore avrà una qualità talmente superiore al secondo che non valga la pena spendere solo 20 euro per acquistare il secondo. Quindi la maggioranza delle persone comprerà quello da 100 euro e non quello da 20 per il semplice motivo che oltre alla qualità vuole anche l'affidabilità e sente più affidabile il primo. Pagare di più un prodotto nella nostra testa spesso significa poterne usufruire per più tempo. Avete visto come si cambia prospettiva molto facilmente quando la differenza di prezzo è piccola o grande? E questo ragionamento purtroppo è possibile perché il prodotto non ha solo caratteristiche verificabili, ma anche caratteristiche di percezione del consumatore. Le idee che noi associamo ad un prodotto spesso derivano dal marchio. Il nostro cervello funziona più o meno così. Se noi abbiamo una lattina di Coca-Cola in mano, saremo sicuri che è buona perché è un'eccellenza nel suo ambito. Se guidiamo una Ferrari, automaticamente penseremo che quella è l'auto migliore del mondo, perché io sono di Maranello e quindi la Ferrari è l'auto migliore del mondo. Tutti questi però sono meccanismi che scattano nel momento in cui noi pensiamo ad un marchio. Non per forza l'idea che ci facciamo di un marchio poi corrisponde alla realtà. Possiamo tranquillamente prendere un telefono Apple e poi rimanere delusi. In conclusione, sebbene un marchio possa essere sinonimo di qualità, efficienza o qualsiasi altra caratteristica, è sempre bene non fidarsi dei propri pregiudizi. Non vi fermate ai preconcetti, andate a vedere le caratteristiche di quel prodotto
e guardate oggettivamente se quello è migliore del suo competitor che costa meno, anche se la differenza di prezzo è tanta. Il ventilatore da 100 euro e quello da 20 probabilmente fanno la stessa funzione. Bene, anche per questo video è tutto. Io, se vi è piaciuto il video, vi esorto a lasciare like, condividere, commentare, iscrivervi al canale, attivare la campanellina e soprattutto a fine video ci sono le schede con i video vecchi, tutta quanta la playlist. Non guardate solo alcuni Economia Pop, guardate tutta la playlist che è molto bella.